a Giulio Pala. Voglio ringraziare di questa dia, di questo attoppo che abbiamo stento in aula magna so studenti del Maiolo. Este la prima dia in battoccento schimbantano delle università che è dedicata all'analisi della lingua sarda. Questa è già una conquista. Come è una vittoria quasi personale, a me intende 21 anni fa, quando sul movimento degli studenti esaula piena a Colimo, vedia sul movimento impegnato e occupato a contestare l'attività del governo che daia alle università sul regime di autonomia. Sul regime di autonomia che poi non sia aggiunto a elaborare il statuto delle università ed è grazie a questi interventi in saldo che ha fatto in questo tempo che sul rettore in mezzo delle 8 mesi ai studenti giocando caia delle università mi caia asseverato a fare parte della commissione statuto. Sono un amantioso, sono un studioso della lingua sarda, ha fatto ricerca, ha portato a campo parecchio materiale, non solo letterario, non solo filosofico, ma in saldo ha cominciato a mi far dare veramente sul territorio, sa spedra il manchistiano in saldo, tanto che da vestito a fora cosa che non vi posso spiegare, per non mi allungare, che abbiamo a tenere si deve scrivere modo e maniera di presentare in altre occasioni. Fattista che questo itinerario, questo percorso che è cominciato già il primo della emanazione della legge sopra della tutela della lingua sarda è stato arrivato a compimento. Quando io studentello, voi in quest'aula impegnato, ancora non si va via di tutela, ancora non si va via di promozione e valorizzazione della lingua sarda, sul sogno di un insegnamento del sardo in sale scuola, in università, fu di una vera e propria chimera. Deo che con sul sardo ha potento problemi dentro di scuola. Poi ha dato su benigno l'esaugurio del buono tribaglio a sua professoressa di storia continentale, ma poi ha fatto 7 anni del liceo. E come intendeo tanto altro. Prima di tenere in oghe, ma poi le ha qualche appunto che ha poi scritto in questo il foglio dei paperi. Ha scritto che qualsiasi è programma, progetto e iniziativa che si propone in finalità di promuovere, tutelare e valorizzare il sardo non si può sottrarre dalla norma che definisce sul regime di tutela a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. E definendo sul modo di tempo, tenendo sempre presente che in interpretazione del disposto normativo sul valore letterale della speraula, se in mezzo di un conflitto enorme, benché sempre questa norma che tiene sul grado e sul valore più superiore. La riflessione che ha preparato ha analizzato su chi è scritto poi in sal norma della legge. Sono studenti e gli studianti popolaiano sull'università e rappresentaiano sull'università di Mattessi la regione primaria dell'esistenza sua, ha scritto. Kenza i studenti sull'università di studi scatoluboido, si non bada affluenza sui corsi e a lezioni, l'amministrazione è obbligata a sospendere i suoi insegnamenti. Questo l'ha scritto Vuitte, che in Castello è stato marcato che in scuola superiore la lezione del saldo sono andata in fallimento. In su 1990 che si intende in aula magna la prima speraula del saldo, forse fu pago, forse fu da ma tant'è che sul dibattito politico-culturale in scuola
attento un'impennata, tanto che su 97 bel bessita la emanazione della legge regionale. Questa legge regionale che è stata inibita da questa legge 482 a livello nazionale. Ma ammento che in articolo 2, in sus principios e sal finalidades della legge 26, si daia a sa lingua sarda riconoscimento paritario all'italiano. Sa regione ha assunto come patrimonio primario su da valorizzare su saldo, ma non solo sa lingua sarda, tutto il suo patrimonio materiale e spirituale che interessa da su popolo saldo. Con sa legge 482, articolo 1, sa Repubblica ha fatto presente che la lingua ufficiale in Italia è l'italiano, non su saldo. Quindi tutta la politica che è stata da regione in questi ultimi anni non tiene senso. Tutta questa cosa che è stata fatta in anni, in questi ultimi anni, per dare lingua amministrativa, lingua giuridica, lingua di ufficialità, non tiene senso. Non tiene senso che anda contro i principi della legge nazionale. Finalmente quando noi insistiamo a intro di un sistema che è italiano, non stiamo a tenere a sua disposizione chi l'Italia non dà, non impone. Poi uscire fuori, dobbiamo fare qualcosa che sia fuori dall'insegnamento della lingua sarda. Non possiamo discutere finalmente in sardo, è facile, abbiamo imparato. In tutto questa chilca che io ho fatto, essendo che mi sono laureato in giurisprudenza, mi sono specializzato in diritto saldo in saldo. In questo diritto saldo in saldo sono vestito fuori a documenti storici di primaria importanza, non solo tenemos la carta de logo, ma tenemos lo statuto della Iglesia, per esempio, o lo statuto stataresos, e osservamos che tutti siano iscritti in su matessi saldo, cosa che a dia leo uno iscritti e conoscere. A su matessi tempo, da questa prima dia che non viene accolto a discutere di questo argomento, potrebbe essere una sensibilità e una sensibilizzazione nuova all'interno delle università che nos può giungere a creare qualcosa di veramente positivo. Ma sono cose che non dobbiamo mediare con sughi e scritto in sa legge. Finalmente sai come ha inteso vai di linguistica, regolas, normas di lingua, ma non possiamo sottrarre da sughi noso impone sa legge. Posso fare un esempio e so venire che sono da più di anni bloccati sul finanziamento previsto a livello comunitario dell'Unione Europea, che disconoscere questa specie di esperanto, questa lingua unificata che non tiene per un riferimento per un territorio. Questa è una lingua salda che si va da solo in sa regione e in suoi apparati amministrativi e che è seguita finalmente a come, questo con un'altra esperienza di sportello linguistico, solo a appesantire sa macchina dell'amministrazione regionale, comunale e corriamo sul rischio finalmente a livello universitario. Quindi dobbiamo dare un senso a questa speranza, quando vada qualcuno chi dinara chi valorizza la lingua orale e non la lingua iscritta, dobbiamo dare senso a sughi non nata da legge. La lingua orale tiene differenzia dalla lingua iscritta in tutto solo il suo momento di emissione, il suo momento di trasmissione e finalmente il suo momento di ricezione. La lingua orale prevede di saucca, con su suono, con saria e sa soliccia che ascoltano. Grazie. Due spezzini che querano far vedere. Ok, vi ringrazio. Ciao. Grazie. Chiamamos a Fabio Retretto.
Saluti a tutti, io sono Fabio Vetretto, sono studente all'Accademia delle Belle Arti di Sassari, di Tattari. E sono in Tattari da 4 anni e non è che tengo una possibilità di questionare in sardo, perché noi non è che questionano a me diciamo, sul dialetto mio, non sul campitanesimo. E appunto cominciavo a questionare in sardo a Marolla, quando appunto cominciavo a lavorare in questa molle solia di saida mia, quando l'ho pianta i vecchi, e questionando scetti su sardo, non su italiano, quindi appunto cominciavo a questionare a Marolla, come ti dinara. Sicuramente che all'incontro vedo adesso sbagliato, però secondo me stai che tocca da fare come tantina oppure prima pure, no? Che si sbaglia e poi si impara, dai, si narra. E nulla, sono contento di essere a conoscenza di questo convegno con questo, diciamo, come ti si narra? Su manifesto e non attraverso su internet. Secondo me questa cosa è bella a me, no? E che non dovessi a Marola o per forza, no? È semplice cercare questa cosa internet su computer, no? Secondo me è una cosa bella a me e tocca da fare sempre a Ici, no? Questa cosa si deve uscire da persona a persona o attraverso su questo manifesto e dopo sì anche questa tecnologia e nulla ti ringrazio e nulla e spero che questa cosa sia andata in avanti e nulla andavo a prendere e nulla a esibire. Gracias Fabio por las palabras tuas. Pasamos a Salvadorico Razzo. Buongiorno a tutti. Non sapevo come funzionasse, ho visto purtroppo personaggi molto interessanti che sono andati via e non ho potuto fare domande direttamente a loro. Io voglio parlare italiano perché voglio essere capito, anche perché prima qualcuno ha detto che qualcuno parlava con parole troppo paesane, quindi non veniva capito. Figuriamoci se parlassi in sorsese stretto. Non parlo in sorsese, parlo italiano. Voglio essere capito. No, perché io... Potrei sapere vedere lo sussinche, oggi conosciuto Trevisavi. Sì, grazie a Dio dogna dentro, i sussinche sono dognare... No, mi sono già dovuto vergognare a casa con i miei genitori, ecco perché io parlavo italiano con i miei genitori che sono abbastanza giovani, però ho imparato le parole molto vecchie, antiche, con le mie 2 bisnonne, perché mio bisnonno diceva e basta, e mia nonna materna. Come? Sì, come per i sardi. Allora, mi sono scritto alcune cose così, parlo in italiano per essere più veloce, capito. Io non sono un tecnico della lingua, vengo da tutt'altra formazione scientifica, ecco perché poco fa sorridevo quando si trattava di trovare una lingua che si adattasse completamente a tutti i settori, anche se questo mi ha fatto sorridere del mio riso perché ho una collega di Bitti che ha studiato il primo esame di chimica inorganica in bittese. Poi ho 2 amici di filologi catalani e quindi loro mi hanno detto assolutamente questo è un aborto mentale perché tu non dovresti pensare questo perché noi l'abbiamo già fatto alle origini della nostra lingua, perché i catalani si vergognavano con tutta la loro storia e tessuto sociale e sostrato che c'era all'inizio. E quindi loro dicevano la nostra lingua non è così alta da poter essere impiegata in tutti i settori del quotidiano. Comunque mi piacerebbe parecchio, comunque ho fatto 2 frasi qua dentro in sorsese, sono già contento.
allora, io parlo 3 lingue straniere e ne balbetto altre 3. Il sorsese è rilegato, la mia lingua madre non è lingua straniera, l'italiano sì, l'ho imparato a scuola. Io posso parlare sorsese a Sorso, punto. Qua a Sassari devo staccare tutte le parole e devo spiegare di volta in volta quel terzo, quarto, quinto, sesto verbo per dire guardare, perché hanno tutte le sfumature solo a Sorso. Qua non devo usare soltanto Abbaidà, che già Figiurà lo possono capire in Gallura, non lo possono capire a Sassari. Comunque, io ho sentito molti relatori precedenti, o comunque gente che ha parlato, di volta in volta io mi sentivo definito sardo o altro, ma io sono in Sardegna, io ho conosciuto tutta la mia famiglia che parlava quello che parlava, che sia sardo che non sia sardo, è una lingua, è un dialetto, a seconda delle vostre definizioni, è qualcosa che viene parlato qui. Quindi che venga definito di per sé o meno, questo sta a ognuno. Ci dobbiamo ritrovare. E sono stati fatti tanti esempi di comunità minoritarie, come i baschi, come i catalani. È stato detto qualcos'altro prima di me in italiano, non so per quale motivo, se c'erano dei motivi etico-morali, politici, affinché qui ognuno è per qualche motivo che non è per forza quello dell'altro, dell'altro, dell'altro. Chi vuole parlare nel proprio dialetto affinché vuole dire io continuo a parlarlo e quindi esiste e quindi deve essere tutelato, ma tutti gli altri che non ci sono, io ho visto molti canuti, perigani si dice a Sorso, con i capelli bianchi e pochissimi giovani sotto i 30. E questo è un altro fatto che noi stiamo cercando di calare dall'alto qualcosa deciso, partendo dai piccoli, però c'è tutta la fascia di persone specializzate e di bambini e c'è tutto il buco lì centrale, perché anche se un insegnante è formato ad insegnare quella lingua, quella varietà, quello che è, a casa il bambino è esposto tutto il tempo a parlare un'altra lingua, un'altra varietà. La televisione propone solo italiano, sono rarissime le trasmissioni che vengono fatte soltanto in sardo. Le radio, io prendo più la radio corsicana che è quella sarda da Sorso. La visione bucolica e georgica che ci è stata fornita del professore precedente, che la Sardegna è tutta bella, tutta bella, tutta bella, non è così. Stiamo morendo, basta vedere cosa tutto sta succedendo. Non voglio addentrarmi nel discorso politico perché sarebbe troppo lungo. Però è stato anche detto che siamo pochi, disuniti e pazzi. Stiamo facendo una guerra di poveri perché stiamo discutendo su cose che sono delle sfumature per me e non ci ritroviamo sui temi fondanti, proprio un qualcosa che è diverso da tutti gli altri. La Sardegna è dov'è, è cos'è e non ce ne rendiamo conto. Io ho scoperto molte cose della Sardegna stando fuori dall'Italia, non stando in Sardegna, e mi rammarico parecchio che la storia dei sardi non la sanno nemmeno i sardi. E purtroppo è così. Basta, ho finito. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, amo belle finito e ho chiesto per dire un grazie particolare a questo meraviglioso spicciocco del Summagiolo che hanno organizzato questo bello abboggio e passo già per aula però a tancare a Luigi Garia. No, queria narrare solo cioè, su di aver fatto questa conferenza in questa sala, di aver fatto su proso in sardo, già è una cosa manna. Pare poco, però già è qualche cosa. Che io penso che la cosa più importante in una prospettiva del bilinguismo è proprio di ritornare un status sociale a Salimba chi non l'ha pensata issuta e lingua italiana, cioè un status sociale dove bilingue due lingue che tengono samantesi dignità.
sa mantenere dignità e questa può essere una delle cose che ci permettono di battere la dignità sua, insomma. Questa dia de Salim Basarda si chitti questo zero a 7 mesi in questa pratica università battono un concerto di tutto quanto dei gruppi che cantano in sardo, le Porto Torres, le Altero Locos, in sardo tutte le altre lingue di Sardegna, insomma. E noi si chiamo a fare questa festa prosa lingua nostra stasera. Grazie a tutti per essere venuti.